Allora, siamo sempre qui in centro a Padova, nel nostro studio Trasparenti Piazza Garibaldi. Eugenio Gattolini, segretario FIPE Commercio. Abbiamo detto il cuneo fiscale, ma non era stato non si doveva sistemare con la finanziaria qualche cosa in modo da creare delle agevolazioni di carattere fiscale per certe fasce di lavoratori? Però di fatto non c'è stata non è una gratifica evidente. No, c'è stato un piccolo intervento in materia di imposte sulle persone fisiche, sull'IRPEF, con una riduzione del numero dei scaglioni e con un ampliamento per gli scaglioni più bassi, una riduzione, diciamo, della tassazione, seppur minima, piccolo segnale. Il problema sono le altre tipologie di tassazione che incidono in maniera rilevantissima nel costo del lavoro, per cui su questo bisogna andare avanti. Certo non possiamo andare in deficit, bisogna farlo attraverso dei risparmi da qualche altra parte. Trovarli dove? Perché abbiamo già 8 miliardi messi nell'energia per calmierare gli aumenti energetici, solo là. Ma qua abbiamo ampi margini, ma si dicono da tanti anni all'interno della finanziaria, per ridurre degli sprechi che sono significativi all'interno della pubblica amministrazione, e questo può essere un lavoro su cui concentrare l'attenzione in tempi brevi. Oggi non abbiamo più troppo tempo e né troppo margine. Il PNRR porta una grandissima quantità di risorse economiche. Però devono essere giustificate e ci deve essere un progetto. Ci dimentichiamo sempre del fatto che dovremmo restituirle, quella che preoccupava tanto all'inizio, dopo è passato in secondo ordine, no? No, è importante ricordare che è un impegno e deve essere un investimento per fare delle riforme vere, degli investimenti veri che portano un maggiore sviluppo economico, perché questi dovranno essere restituiti a tassi bassissimi, ma comunque una parte di questi sono debito, ulteriore debito. Allora già noi abbiamo un significativo debito pubblico, abbiamo la responsabilità che queste risorse siano realmente investite per permettere alle imprese di poter operare con maggiore efficacia e alle persone di poter vivere in un contesto economico-sociale che sia idoneo e tale da poter essere anche attrattivo per poter vivere in questo contesto, attrarre anche altre imprese. Questo è un aspetto molto significativo. Lei prima aveva accennato alla scuola, alla formazione, anche ai giovani, ma aprire un'attività commerciale oppure un pubblico esercizio, un bar, un ristorante, eccetera, che è un pensiero che a molti giovani interessano ed è una cosa anche positiva. È una scelta che può essere vincente, o in questo momento bisognerebbe in qualche modo soppesarla, e poi la categoria può dare una mano in certe valutazioni e considerazioni, che può sempre anche avere un punto di riferimento, qualcuno che ti può dare delle dritte per non sbagliare, perché poi il buco fa anche molto male. Allora, il costo sociale è elevatissimo quando uno investe e l'investimento che sviluppa la nuova attività viene meno, no? Per cui ha un danno chiaramente la persona, i familiari tante volte che aiutano o amici che sostengono, ma anche un costo sociale, vuol dire una potenzialità di un imprenditore, di un soggetto motivato, creditoso e via, che non trova lo spazio. Per cui in questi ultimi anni soprattutto c'è stata una grande attenzione da parte delle nostre organizzazioni territoriali di settore, ma non solo, per accompagnare gli imprenditori, per cui i giovani soprattutto che vogliono avere un'attività di impresa. Il nostro compito è quello di tutelarli, in qualche occasione anche di dissuaderli o comunque di evidenziare che le criticità erano rilevanti per poter... È capitato? Sì, in più di qualche occasione. Degli esempi? Alcuni volevano avviare anche un'attività nuova di pubblico esercizio, un po' particolare sull'onda anche dei nuovi prodotti enogastronomici, delle caratteristiche, però la sostenibilità... Negozio sostanzialmente. Sì, per cui su questo bisogna essere molto attenti, avere chiaramente la chiarezza sul business plan da poter gestire, se le risorse sono sufficienti, se il ritorno dell'investimento può avvenire nei tempi giusti oppure il rischio è troppo alto, per cui bisogna anche frenare in qualche occasione, in altre invece aggiungere elementi di maggior certezza o di sostenibilità, per cui abbiamo anche un consorzio FIDI e altri che aiutano a garantire il rischio del credito e aumentare la capacità di gestire la parte finanziaria da parte di questi giovani imprenditori. Oggi è estremamente importante, anche perché se vogliamo parlare di sviluppo
Lo sviluppo si fa con i giovani e con le nuove imprese, o sì. con quelli che prendono in mano queste imprese. Abbiamo già un problema grosso dal punto di vista di prospettiva demografica, se andiamo a perdere anche le potenzialità che si esprimono con questi che abbiamo diventa veramente difficile. Ma anche perché poi c'è bisogno di innovazione, perché se facciamo delle comparazioni con altri paesi, con l'estero eccetera, vanno sempre avanti, progrediscono, anche piccole proposte innovative ci sono. Poi ci si stupisce perché il vecchio negozio di quartiere del centro chiude. Sì, ma le confezioni, tra virgolette, di una volta, con tutto il rispetto parlando, si avranno un target ma sempre più limitato, perché alla fine quando si va ad esaurire non hanno più margine, per cui bisogna dare sempre l'infa, ma forse anche stimolare con delle idee, delle innovazioni, perché non sempre chi lavora a testa bassa vengono degli stimoli opportuni, siamo tutti diversi, non è che siamo dei geni della creatività, insomma, non siamo neanche tenuti a farlo. No, ma anche il nostro compito è quello di favorire la diffusione delle buone pratiche, delle esperienze positive fatte da operatori di altri contesti o da alcuni operatori locali che possono estendere la propria creatività, le proprie esperienze in modo tale da favorire i processi di innovazione. Processi di innovazione che sono naturali nei giovani, nelle persone giovani che avviano un'attività o che subentrano. C'è l'entusiasmo, insomma. Noi dobbiamo tutelare questo entusiasmo e caricare sempre di più di potenzialità le persone. Allora, a proposito di entusiasmo che invece è venuto meno, è quello che viene espresso da parte degli operatori del settore discoteche, locali da ballo, eccetera. Adesso un'altra mazzata, perché sostanzialmente un'altra mazzata, perché con queste sono chiusi sostanzialmente, senza se, senza ma, senza limiti di persone all'interno, chi ci lavora dentro non se ne riesce a fare una ragione, dal di fuori, beh, è ovvio, perché le discoteche erano un nugolo di persone incontrollate e incontrollabili. Come sta un po' la situazione? Cerchiamo di dare un po' una risposta a tanti molti sono persi per strada perché non ce l'hanno fatta, però ci sono tanti ancora che ci lavorano, ci vivono, e famiglie. Sì, forse è il settore che ha subito di più in questa pandemia dei vari provvedimenti, anche qui con delle situazioni di stop and go difficili da gestire, perché c'è stata anche una riapertura, una possibilità. Più stop che go, però. Esatto, si sono organizzati, hanno creato tutti gli elementi per poter rendere più sicuro il contesto, diminuendo il numero di potenziali accessi. Hanno fatto anche investimenti, alcuni. Fatto investimenti sì, significativi, anche in personale adeguato per poter sviluppare i controlli. Dopodiché gli arriva questa mazzata al momento in cui possono risollevarsi un pochino. Adesso chiudere in questa fase fino a. Ve l'aspettavate? No, pensavamo che proprio per il numero alto di vaccinati, l'aumento anche degli strumenti di controllo, di gestione anche dei processi interni, fino all'ultimo eravamo convinti che non si arrivasse a questa chiusura, e questa chiusura è veramente pesante per questi operatori. Sì, perché i ristori, a detta degli addetti ai lavori, non sono poi così sufficienti per compensare chi ha un'attività avviata, insomma chi ha dei numeri importanti, no? I ristori non possono andare. E poi arriveranno in sto giro ristori, appunto. Boh. Si è detto di mettere in contemporanea il provvedimento di chiusura con provvedimento di ristoro all'interno della finanziaria. Vedremo nei prossimi giorni se questo è vero, ma ritengo sia necessario che si intervenga in questo modo, perché sarebbe veramente un'ingiustizia per gli operatori del settore. Il problema è che queste sono aziende che tra l'altro hanno un indotto molto importante, ci si rende conto quando sono chiuse, quante attività ruotano di fronte a una singola impresa, ma hanno dei costi significativi, sono strutture anche importanti e i ristori difficilmente possono coprire il costo aziendale. Esatto. Per cui comunque è una perdita, comunque l'imprenditore deve fare tutti i conti per poter capire se riesce a reggere il mercato, dovendo subire ulteriormente. Cioè si rischia, come nel settore turistico, no? Ci sono persone che sono formate, preparate eccetera, con una lunga chiusura poi cercano un altro lavoro, e poi quando puoi riaprire chi è che trovi? Perché ovviamente dopo non ti dà più nessuna certezza, non hai più continuità, e certe specializzazioni
nell'ambito anche di gestione delle persone, eccetera, vengono meno, no? Il barman nelle discoteche, per esempio, che sono anche sono figure professionalità particolari. anche importanti anche all'interno di questo mondo, come in tutti poi i mondi. Il problema è che l'assenza la grave incertezza nella continuità del proprio lavoro. In alcuni periodi gli operatori economici hanno tentato di continuare non solo a gestire attraverso cassa integrazione, integrando comunque il reddito ridore, però per qualche mese si riesce, oltre diventa veramente impossibile, e questo ulteriore blocco creerà un problema molto rilevante per questo comparto, veramente rilevante. Allora, l'altra cosa che è recentissima, i grandi eventi di piazza, e non soltanto i grandi eventi vengono in qualche modo, sono stati fermati, quindi è il periodo clou per grandi eventi, per manifestazioni, spettacoli, con tutto quello che ne consegue, perché c'è tutta una serie, un comparto che ha lavorato, progettato per questo, e ci sono realtà anche comuni che hanno fatto degli investimenti. Cosa succederà di questo? Questa è la novità proprio di questi giorni. Allora, in questi giorni, pochi giorni fa, è stato fatto proprio anche un bando regionale per poter gestire dei ristori proprio per chi gestisse queste attività, per chi gestisse i grandi eventi, per chi opera nel settore della fotografia, certo, per poter limitare, diciamo, il danno, perché sembra impossibile. Ci sono migliaia di persone che operano nel nostro contesto regionale, almeno 7.000 imprese solo per la gestione dei grandi eventi. Allora, dietro a questi provvedimenti ci sono famiglie e persone che non trovano lavoro o che non avranno la possibilità di avere un ritorno di quell'investimento che hanno fatto per poter esercitare quelle attività che trova il momento produttivo più importante nei periodi di grande festa come queste, per cui la chiusura diventa un problema veramente importante. Quindi dei ristori, prevedere dei ristori sostanzialmente. Assolutamente sì, per far sopravvivere questi e rilanciare l'attività nei prossimi mesi, sperando che cambi anche il nostro sistema, il nostro contesto in cui stiamo vivendo con grande difficoltà. Allora, segretario, la ringrazio tantissimo, il tempo a nostra disposizione è finito, noi le facciamo tanti auguri per queste festività ovviamente che sono in corso e poi per la ripresa del lavoro, speriamo che sia nel migliore dei modi. E a voi cari telespettatori naturalmente buon proseguimento con i nostri programmi, le nostre trasmissioni. Per chi è invece in vacanza, in ferie, buon relax a tutti. Grazie ancora. Grazie a voi.